Buonasera a tutti. Mi sono disvelata perché non è usuale che un presidente o una presidente dell'Ateneo Veneto sia in maschera, ma siccome è carnevale e a me piace mascherarmi e le donne, a differenza degli uomini, hanno coraggio, sono venuta vestita in maschera. E poi a Carnevale tutto è concesso. Quest'aula sarà sabato prossimo, ospiterà una serissima inaugurazione del nostro anno accademico, ma la capacità delle persone di trasformarsi fa sì che oggi invece sorridiamo al Carnevale. D'altro canto, la storia di Venezia, che prende tanto posto all'Ateneo Veneto, si identifica con la storia del Carnevale e la storia del Carnevale si identifica con Venezia. Per cui anche oggi, anche se sorrideremo, faremo cultura, perché la cultura è un concetto molto vasto e sicuramente oggi ne faremo. Io devo ringraziare davvero di cuore la compagnia De Calzai Antichi e soprattutto il Priore per averci regalato questo spettacolo. Mi hanno assicurato che è una cosa semiseria. Io non so quanto seria e quanto semi, aspetterò alla fine a giudicare, però vorrei chiamarlo per una dedica. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie Presidente. Grazie a te. Luca, che è anche nostro socio, ci onoriamo di averlo come socio, perché insieme, e ci tengo che siamo tutti e due, vorremmo dedicare questa serata a un grande che ci ha lasciato, Maurizio Scaparro. Sì. A lui dobbiamo moltissimo. E soprattutto l'aver resuscitato il Carnevale di Venezia, ma su questo lascio la parola a Luca. Sì, ecco, io direi che Maurizio Scaparro è stato importantissimo nella storia del Carnevale di Venezia e molti lo definiscono il padre del Carnevale contemporaneo. Io preferirei chiamarlo il catalizzatore del Carnevale degli anni '80. Perché quando Maurizio Scaparro fu incaricato dalla Biennale Teatro di condurre la stagione teatrale carnevalesca della Biennale, lo fece in un modo estremamente personale, seguendo quello che era la sua inclinazione artistico-culturale e creativa, cioè creando una sinergia fra tutte le persone, le associazioni, le strutture, gli intellettuali alti, bassi, medi, dal popolo fino alle sfere più alte della cultura cittadina e nazionale, per creare un evento complessivo e globale. Questa cosa fu molto importante anche perché nello spirito dei cittadini veneziani della fine degli anni 70 e dei primi anni 80 stava fermentando il desiderio del Carnevale, e questo approccio così comunicativo e, come si potrebbe dire, collettivo di Scaparro fece sì che il Carnevale esplose non solo come una festa pilotata dall'alto, ma come un sentimento comune della città. Poi sappiamo tutti come le cose sono andate a finire, perché piano piano gli interessi spiccioli del commercio ebbero il sopravvento, la stanchezza dei cittadini, il mutare delle grandi
passioni della società contemporanea ha fatto sì che il carnevale di Maurizio Scaparro è diventato un'altra cosa. E a quell'epoca la compagnia di Calza Gli Antichi, appena fatta nascere da Paolo Emanuele Zancopè e dall'avvocato Dodo Andreotti Loria, fu, diciamo, la stampella popolare del progetto culturale di Maurizio Scaparro, che divenne poi compagno di Calza, e gli donammo una calza della compagnia di Calza, e lui raccontava sempre questo aneddoto molto buffo. Sai, io sono un po' imbarazzato perché succede a volte che i miei amici trovano questa calza colorata in bagno magari, perché l'ho indossata per fare una festa quando venivo a Venezia, e poi la trovano lì, e le dico sempre chissà cosa penseranno di me. Però è logico, se sei un compagno di calza alle feste di carnevale devi indossare le calze. Ecco, grazie Presidente. Adesso però io non sarò più io da questo momento in poi, perché cercherò con le potenti metempsicotiche e paragnostiche capacità degli antichi di farmi possedere dallo spirito di Giacomo Casanova, che sarà colui che vi racconterà la storia brevissima e incredibile del Carnevale di Venezia. Adesso mi concentro un attimo e vediamo se incomincio a sentire qualcosa. Ecco, ci siamo. Venezia, Venezia. Che bello sono tornato solo per stasera. Gli antichi mi aveva detto, ti puoi scegliere il corpo che ti vuoi, mica preferio quello de colferai. Al manco se grando come che ero grando mi. E sapete, sono passati ormai 3 secoli da quando ho dovuto concludere la mia vita terrena e essere precipitato in altro luogo, dove piano piano poi con il passare dei secoli si sono aggiunti delle figure interessantissime che mi hanno insegnato tantissime cose sul Carnevale di Venezia. È arrivato Paolo Emanuele Zancopè, è arrivato il principe Targhetta de Greu, è arrivata la Mafalda Malpighi, regina delle cortigiane di Venezia. E là mi hanno raccontato tantissime cose, com'è il Carnevale, da come è nato, cosa è successo. E voi tutti mi conoscete come un grande giocatore, un grande viaggiatore, un grande narratore, un grande amatore, un grande baro, una persona poliedrica e sfaccettata. Ma quello che voi non sapete è il mio grande rammarico di tutta questa eternità, che io volevo e sarei essere uno scrittore. E io ho scritto tantissimo nella mia vita. Ho scritto libri di politica, di sociologia, saggi di storia, di geografia. Ho scritto di geometria. Nessuno ha mai letto niente. Solo le mie memorie e le fughe dai piombi. E però questo desiderio di scrittura ha fatto sì che ho scritto un saggio sulla storia del Carnevale di Venezia. Breve, ma incredibile. La mia tesi, dopo aver parlato con Zancopè, è che Venezia, come città, come cittadina, come popolo, si inventò il Carnevale basandosi su 2 principi: la naturale disposizione al divertimento dei cittadini dell'arcipelago lagunare e la necessità della Repubblica Serenissima di ricavare all'interno del calendario ufficiale
uno spazio libero dalla liturgia religiosa, cioè da tutte le chiese, di tutte le feste comandate dalla Chiesa, che già loro si erano impadroniti perché il doge praticamente andava dappertutto, anche quando non c'era santi abbastanza che c'era sempre il doge. Però il carnevale è lo spazio libero, è lo spazio che non è occupato dalla Chiesa. E giustamente lì, in quel tempo, che va da Santo Stefano alla mercoledì delle Ceneri, è il posto giusto per festeggiare feste civili che mettano insieme il divertimento, il potere e la rappresentazione della magnificenza dello Stato e anche la trasgressione più assoluta. E quindi adesso io potrei parlarvi tantissimo e raccontarvi moltissimo, ma penso che sia giusto andare all'origine dello studio delle feste veneziane. Ci fu una donna meravigliosa che era Giustina Renier-Michiel, che nella prima metà dell'Ottocento iniziò uno studio accurato, anche accanito, sulla storia delle feste veneziane e scrisse un libro che è forse il libro più copiato di tutta la storia della nostra città, la storia delle feste di Venezia. In questo libro voi trovate tutto quello che è stato detto, che leggete sul Gazzettino, sull'Espresso, sulla Nuova, che tutti quanti, quelli che sui siti vi raccontano il carnevale, è tutto scritto già da Giustina Renier-Michiel. E quindi invece di copiare, io ho preso dei lacerti, dei brani, in cui si racconta come nacque la festa del Giovedì Grasso, e questo è l'esempio della tesi che mi accingo a dimostrarvi. Fin da quando i Longobardi presero ferma stanza nel Friuli, i patriarchi di Aquileia molestarono di continuo quelli di Grado, soggetti al dominio veneto, non cessando mai di adoperare gli intrighi e la forza per rovesciare la sede gradense. Ulrico, eletto patriarca di Aquileia nel 1162, divorato dal medesimo tarlo di rivalità e di odio, colse il momento in cui i veneziani facevano la guerra ai padovani e ai ferraresi per occupare a tradimento l'infelice città di Grado. Appena il doge Vital II Michele udì l'ingiusta aggressione, armò una flotta, fece vela verso Grado, circondò la città, sconfisse il nemico, riacquistò la piazza, catturò il patriarca con 12 dei suoi canonici e alcuni dei suoi vassalli e condusse i prigionieri umiliati in trionfo a Venezia. Secondo Ugo Foscolo, che scrisse poi una più breve storia aneddotica della Repubblica di Venezia, presero il povero Ulrico e lo misero a cavalcioni di un mulo, a rovescio però. Lui cavalcava col culo davanti e andava all'indietro, quindi. E dopo averlo oltraggiato in questo modo, gli dissero: se tu vuoi salva la vita, noi ti lasciamo andare, però ogni anno dovrai per forza fare omaggio alla Repubblica di Venezia di un toro e 12 porcelli, che rappresentavano il toro lui e i 12 porcelli i suoi 12 vassalli. Questo tributo annuo del patriarca Ulrico fu all'origine di una barbarica usanza dei nostri antenati che prevedeva la macellazione in piazza San Marco dei 12 porcelli e del toro, operata dai nerborutissimi membri della confraternita dei fabbri febbrai, che stavano in Calle dei Fabbri e, armati di spadoni giganteschi, macellavano pubblicamente il toro e i porcelli, che poi venivano cucinati per essere dati alle genti. Questo barbaricissimo tipo di festa durò dal 1150, cos'era adesso non ricordo più, fino al 1500. C'era un'altra parte della festa che doveva essere molto buffa da essere vista, perché all'interno del Palazzo Ducale, nella Sala del Piovego, venivano allestiti dalle maestranze dell'arsenale 12 piccoli castelli di legno, dei modellini proprio, un plastico dei castelli del Friuli,
E il doge in persona, dopo averli mostrati a tutti i suoi ospiti, finita la macellazione, si recavano nella sala del piovego e con una mazza afferrata, fatta apposta all'uopo per l'occasione, il doge fracassava materialmente e simbolicamente tutti i 12 castelli. Ecco, questa parte la tolsero perché la trovavano un po' troppo poco indicata per la nobiltà veneziana, però rimase la macellazione e soprattutto il banchetto pubblico. Ovviamente questa festa fu il nucleo fondante della conosciutissima rivalità fra i Castellani e i Nicolotti, che la Serenissima Repubblica, come moltissime cose della nostra antichissima storia, strumentalizzò e vestì di mito per ottenerne una eccellenza mediatica, un riscontro di curiosità, una gran cassa propagandistica della forza e della fisicità del popolo veneziano. Nacquero le feste in piazza del Giovedì Grasso, che sono anche illustrate, avete visto già passare, le forze d'Ercole, in cui i Nicolotti o i Castellani si arrampicavano gli uni sopra gli altri, creando delle piramidi umane. Scrive la Giustina Renier: volevano per esempio innalzare una sublime piramide. Essa veniva formata da 4 o 5 file d'uomini, gli uni montati sulle spalle degli altri, che poi terminava in uno solo. Sull'ultimo apice di questa piramide colossale arrampicavasi con somma destrezza un giovinetto, il quale, poiché v'era giunto, si teneva ritto e fermo in piedi sulla testa dell'ultimo uomo, in modo meraviglioso. E così questo generava una serie di competizioni fra Castellani e Nicolotti che, secondo l'autrice di questa storia, era motivo e origine della fortificazione spirituale e soprattutto fisica del popolo veneziano. Ma questa festa era infine la festa di tutti ed ogni cittadino portava impressa nel volto una porzione del diletto comune e chi non vi interveniva chiedeva almeno con ansietà le notizie di quello che era successo in piazza San Marco agli altri e se ne faceva narrare gli accidenti. Terminava questa festa una superba macchina di fuochi d'artificio che pur destava i popolari viva, malgrado lo stravagante costume di accenderla a chiaro giorno. Anticamente la ragione ne fu per lasciare il tempo necessario alla nobiltà di apparecchiarsi ad un ballo che la medesima sera il doge dava nel suo palazzo ducale. Questa è la descrizione della nascita del Giovedì Grasso. Come vedete è intenzionalmente una operazione culturale che mescola contemporaneamente le aspirazioni del popolo e gli interessi del governo della città. È un'operazione complessa, ma che è durata per secoli perché aveva i suoi effetti speciali di identità culturale della nazione cittadina, della città di Venezia. E quindi adesso, per farci spiegare proprio nel dettaglio perché e come facevano i dogi, che erano i capi della Repubblica, a organizzare le feste, abbiamo invitato proprio di persona un doge, che ogni tanto lo incontro anche giù da basso. Parliamo un poco, giochiamo anche a faraone qualche volta. Non so come faccio, li vince sempre lui, e sì che io sono stato uno dei bari più esperti d'Europa. Questo doge è stato conosciuto come un doge particolarmente sfarzoso. Alcuni lo hanno definito anche un doge un po' pazzo, altri lo ritenevano addirittura, come dire, affetto da una passione smodata per il potere personale e quasi incline a diventare un monarca più che un doge. Ma
Francesco Petrarca, che lo conobbe personalmente quando soggiornò a Venezia per molti anni in riva degli Schiavoni in un bellissimo palazzetto che adesso è pressappoco la caserma Cornolli, così descrive la sua conoscenza con Lorenzo Celsi e con il grandissimo apparato di festeggiamenti per la vittoria dei veneziani sui ribelli di Candia, l'odierna isola di Creta, che tutti pensano che fossero dei greci, invece no, erano dei veneziani che si erano ribellati ai veneziani per poter essere indipendenti. I veneziani della città vinsero sui veneziani dell'isola e il doge, dopo aver celebrato una serie di processioni religiose, di feste in Basilica a San Marco e di processioni civili, organizzò in piazza San Marco e sulla riva degli Schiavoni delle giostre equestri di combattimento con le lance proprio, di inseguimento a cavallo, esercizi militari che noi adesso proprio non riusciamo neanche a immaginare come si possa andare per Venezia in piazza San Marco a cavallo, eppure così fu. Questo scrive Francesco Petrarca. Tutte le celebrazioni furono chiuse con due spettacoli. L'uno si potrebbe dire corsa, l'altro combattimento, poiché nel primo ciascheduno corre solo per diritto sentiero e nell'altro, da parti opposte, gli uni si scontrano con gli altri. Giochi equestri ambidue, ma il primo è senza armi, se non che trascorrendosi in esso con asta e scudo, e alcune bandiere spiegate al vento, presenta agli occhi una qualche immagine di guerresca azione, ma il secondo è con l'armi e offre l'aspetto di una vera battaglia, quindi è che in quello ha luogo molta eleganza, pochissimo rischio, in questo il pericolo va del pari con l'altro, con l'arte. Del resto, sia nell'uno che nell'altro, cosa che agli altri avesse narrato io creduta non avrei, ma ora agli occhi miei non posso che non credere. Grande e mirabile apparve l'industria di una nazione che non solo è navigatrice e marittima, come corre universal fama, ma eziandio guerresca e marziale. E così descrive Francesco Petrarca il doge Lorenzo Celsi, veramente eccelso uomo, se l'amor non mi inganna, e per grandezza d'animo, e per soavità di costumi, e per l'esercizio d'ogni virtù, e soprattutto per pietà singolare ed amor verso la patria memorabile. Signore e signori, dalle nebbie del tempo, il doge Lorenzo Celsi. Doge. Buonasera. Buonasera. Buonasera, colto e rispettabile pubblico miei concittadini. Voi volete sapere da me, vero? Sì. L'abbiamo chiamata Prego. proprio per sapere del carnevale, delle feste veneziane, come si organizzano, perché si fanno. Lei sa, voi parlate, voi ricordate certi cognomi, Zorzi, Gritti, Grimani, pochi ricordano il mio cognome. Posso dire senza tema di smentita, senza vergogna, che sono stato il migliore dei dogi della storia veneziana. Io abitavo nel 300, in realtà non sono mai andato via, mi sono nascosto, non amando moltissimo questi tempi moderni. E avevo una particolarità, non so se vuole che la racconti anche questa, perché inizio del mio racconto è questo. Certo. Io non sono stato l'unico doge, il migliore, No. ero l'unico vestito di bianco. Perché di bianco? E mi vorrà chiedere perché? Sua Santità potrei chiamarla. Sì, grazie, molto, molto gentile. Hanno Sì, preso, serenissima hanno eccellenza. preso istinto da me, naturalmente gli altri dogi erano tutti rossi. Io, il miglior, dovevo distinguermi. Questa è la prima motivazione reale. Ovviamente ero il più bello, il più bravo. Ce n'è anche una seconda, che è ancora più forte e intrinseca. Lei sa che cosa significa il colore bianco? Ho paura di saperlo. Sì. Non è la purezza. Io ero pieno di vizi, Ah, sono anche adesso, ma questo è un altro discorso. Non è la purezza. No. Siete mai entrati in un manicomio? Ecco.
arrivate fuori dall'edificio, qualsiasi manicomio del mondo. Io qui a San Servo, a San Clemente, villeggiavo d'estate, stavo benissimo. E un manicomio è bianco, il muro è bianco. Da fuori si vedono le tende che sono dentro, le tende sono bianche. È tutto bianco. Si vedono le luci all'interno, le luci sono bianche. Entrate, i muri di questi edifici sono bianchi. Le porte delle stanze sono bianche. I mobili delle stanze sono bianchi. I pazienti, gli uomini, le donne che abitano dentro vestono vestiti bianchi. Gli infermieri medici sono bianchi. Le lenzuola e le coperte di letti sono bianchi. Signori, con tutto questo bianco io divento matto. Il bianco è il colore della pazzia! A me dicevano che ero pazzo. No, si sbagliavano. Io sono pazzo. È leggermente diverso. Ah, è diverso? Sì, assolutamente. Le mie feste perché erano spettacolari, erano le più belle, le più grandi. Qui la signora qui presente le ha citate alcune prima raccontando com'erano esattamente. Perché erano così? Io non vi voglio tediare perché potrei parlare per una settimana. Beh, certo. Le dirò solo che servivano 3 elementi fondamentali per poter reggere questa architettura complessa di carnevali che non hanno più avuto uguali al mondo. Le piazze, e la piazza e i campi per essere esatti, perché voi sapete che a Venezia c'è una sola piazza, gli altri sono tutti i campi, la gente poi non lo sa, ma non importa. La piazza e l'uso dei campi, i teatri e le case quella volta erano i palazzi. Il carnevale doveva svolgersi ugualmente, contemporaneamente, in modi diversi in tutti questi 3 luoghi. Allora la piazza e i campi, c'erano queste feste clamorose, come ha detto la signora qui prima, che erano affidate ai migliori figli della gioventù veneziana, come le compagnie di calza, come altri gruppi teatrali, ma venivano chiamati a organizzare questi campi e la piazza San Marco con delle macchine sceniche strepitose, i più famosi, i migliori architetti e scenografi del tempo, i migliori musicisti, i migliori attori del tempo. Ma non bastava, come poi si è equivocato nei secoli successivi, che io aborro francamente, ma comunque non bastava portare le star internazionali in questa città. Quello serviva, certo, era importante perché tutto il mondo veniva. Bisognava produrre da Venezia le star veneziane internazionali perché la gente crescesse qui a Venezia, producesse spettacoli, musiche e creasse artisti, musicisti. Signora, c'è posto lì se vuole, guardi, si accomodi. E creasse artisti, musicisti, quindi Venezia aveva una produzione tutta sua che affiancava a quella di grandi artisti che arrivavano da fuori. Questo è il primo punto, l'uso fenomenale della piazza e dei campi. Non c'era campo a Venezia in cui non ci fosse un palchetto dei comici o di musici. Il secondo elemento altrettanto fondamentale, lei citava, signora, prima Scaparro. Scaparro ebbe l'idea geniale che era uno slogan, ma mica tanto. Teatri aperti giorno e notte. Era vero. Poi la notte, l'ultimo spettacolo era mezzanotte e mezza, a volte anche l'una. C'erano spettacoli anche di notte, c'erano spettacoli a mezzogiorno. Teatri aperti giorno e notte, non solo quelli conclamati e celebrati, ma teatri nuovi, spazi mai aperti, spazi inventati, teatri costruiti. Mi viene in mente il Teatro del Mondo, lo ricorderete, quella meraviglia di Aldo Rossi, galleggiante, ormeggiato alla punta della salute, che poi navigò fino a Dubrovnik. Quindi il teatro, c'erano 30-40 spazi teatrali, non parliamo di tanti anni fa, parliamo degli anni 80, non è passato molto tempo. E quindi c'era una sezione di teatro formidabile, anche perché la Biennale era stata bravissima e aveva portato... Al tempo di Scaparro, intendo, non al mio facevo tutto io, non serviva la Biennale. La Biennale ebbe la grande intuizione di trasferire il Festival del Teatro, che esiste tuttora, in tempo di Carnevale. Questo aveva alzato il livello culturale enormemente. Il terzo punto, i palazzi. I palazzi, sì, non solo le feste di palazzo che continuano a esserci anche oggi. Il palazzo era la casa dei veneziani. In ogni casa di veneziani, i veneziani abitavano quasi tutti nei palazzi, anche perché al tempo mio, pensate, nel centro storico c'erano 450.000 abitanti. 450.000, non è una battuta, non è uno scherzo. D'altra parte all'alluvione del 66 eravamo 150.000. A quel tempo lì dice, dove ci stavano 450.000 in un centro storico uguale a quello di oggi? Stavano nei palazzi. I palazzi erano tutti abitati, la nobiltà, diciamo, i padroni stavano nei piani nobili, la servitù stava all'ultimo piano o al piano terra. E quindi erano tutti abitati, c'erano 450.000 persone. Questo per dire il terzo elemento della festa, erano tutti imprescindibili, come 3 gambe di un tavolo. Se ne crolla una, cade il tavolo. Ma i tavoli non hanno 3 gambe? No, alcuni sì però. I manicomi lo consigliano.
Questo era il senso delle feste che io facevo a quel tempo. Grazie. Lei mi chiederà, voleva sapere qualcos'altro, vuole Sì, che vada no, via? volevo chiederle se questa è la trombetta della vittoria di Candia. Come? La trombetta della vittoria di Candia. Ah sì, senz'altro, noi è finita la battaglia e festeggiavamo così. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Chissà se era veramente Lorenzo Celsi poi, vabbè. Speriamo di sì, ecco, diciamo. Torniamo a questa narrazione breve, il più possibile, perché potrebbe essere lunghissima. Il carnevale è maschera. La cosa più importante del carnevale è la maschera o il costume, mascherarsi. E maschera sarebbe quella cosa che si mette sul viso, ma diventa anche per estensione la persona che la indossa. O incontrare una maschera per strada e mi ha detto dove ti va? E non lo so, dove ti vatti? E che seguo corso Drio. Vabbè. Le maschere poi, attraverso il teatro, la commedia dell'arte, sono diventati dei tipi, che sia Arlecchino, che sia Brighella, che sia Pantaleon, e la Colombina. Io non vi parlerò di queste maschere, vi parlerò invece degli effetti psicologici della maschera che sono successi proprio a Giacomo Casanova tanti secoli fa, quando aspettavo la mia amante M&M. A luna di notte andai ad aspettarla presso la statua dell'eroe Colleoni. Mi aveva fissato l'appuntamento per le 2, ma volevo godere della dolce attesa. Le 2 di quel tempo sarebbe le 8 di adesso, perché si contava le ore in maniera diversa. Le 8 della sera, no della mattina. La sera era fredda, ma bellissima e senza un alito di vento. Alle 2 precise vidi giungere una gondola a 2 remi. Ne uscì una figura mascherata che, dopo aver detto qualcosa al barcaiolo di prua, si diresse verso la statua. Vedendo che era un uomo mascherato, mi allarmai, mi tirai da parte, rammaricandomi di non avere con me delle pistole. La maschera girò intorno alla statua, mi si avvicinò e mi tese pacificamente la mano. Non ebbi più dubbi, riconobbi il mio angelo in abito maschile. Rise della mia sorpresa, si attaccò al mio braccio e senza fare parola ci incamminammo verso piazza San Marco. L'attraversammo e giungemmo al casino che era a 100 passi dal teatro di San Moisè. Non vi racconto come andò a finire. Questo proprio mi dispiace, ma non ve lo racconto. Dirò soltanto che quando si tolse la maschera, la sua bellezza mi colpì così profondamente che le dissi: ho perduto ogni speranza, tesoro, tu non sarai mai mia. Stanotte qualche fatale contrattempo ti strapperà dal mio desiderio. E lei rispose: ma sei matto, io sarò tua in questo stesso istante se vuoi, non mi importa nemmeno di cenare, anche se sono digiuna, andiamo subito a letto. Oh che tempi, oh che gioia, oh che meraviglia. Si potrebbe lungamente parlare delle maschere della commedia dell'arte e delle figure che tutte conosciamo, ma proprio perché tutti le conosciamo non ne parlerò affatto. Invece vorrei parlare di una maschera che è stata completamente cancellata dalla storia, che è il mattaccino, una curiosa figura diabolica al limite fra la bestia e il diavolo, con la coda e le corna, un po' giullaresco, ma soprattutto un po' demone. Lo studioso Andrea Vitali, che fa parte della compagnia di Calza e che non è ancora trapassato, in un recentissimo saggio online scrive: al di là dei mattaccini veri e propri, cioè i giullari che compivano danze acrobatiche, erano tacciati dello stesso attributo i giovani appartenenti a diverse compagnie che per divertimento, vestiti con maschere e abiti bizzarri, burlavano e disturbavano le persone che incontravano per la strada. Tipica loro azione era il lancio di uova verso se stessi e contro ogni tipologia di persone.
belle dame e vecchie donne comprese. Il contrasto suscitato da questi giovani con le persone anziane fu una costante per tutto il Cinquecento e oltre. Occorrerebbe chiedersi il motivo dell'antipatia e del disprezzo che i giovani provavano verso gli anziani, giungendo addirittura alle percosse. È inevitabile in questo racconto, che parla di secoli fa, il ricordo degli anni prima dell'inizio del carnevale, quando torme di giovinastri si accalcavano nelle cali di Venezia lanciandosi uova e farina, esattamente come facevano i mattacini del Cinquecento. E io so che in mezzo e ori che c'era anche col ferai, che aveva sedesani e andava in giro a far anni. Però è interessante perché questa è una maschera che è scomparsa ma è rimasta come tipologia umana, di carnevale. Ed ora, una domanda che sorge spontanea: le maschere sono veneziane ma esistono anche in altri paesi del mondo? Sappiamo di sì, e vorremmo sapere da uno dei più grandi viaggiatori veneziani, appena tornato dall'Oriente, di raccontarci che maschere si usano in quelle terre lontane. Il giovane Marco Polo... Sono qua! Ah, è là? Sono qua, Giacomo, arrivo! Ah! Eccomi, Giacomo! Ti ho perso pescare. Di ritorno dall'Oriente, dal Catai? Sì? Aspetta, arrivo, Giacomo! Dov'ero sentato? Ecco! Doveva essere possibile. Sì, so arriva anche mi dal Catai, so arriva col tramvai che andava per ai, c'era morti i cavai. So arriva col tramvai perché avevo male ai cai. I me aveva pestai do disgraziai de sbragasai, impestai, mese insempiai, che avevo incontrai sul ponte dei Dai. Che c'era un viavai de soldai, de marinai, de operai, che c'era persino un corteo de sfratai, se rivanca e arai. E c'erimo petai, strucai, soffegai, scavessai, diri anche incasai. Se semo vardai. E semo sbrissai come danai in mezzo ai cocai che sbatteva e ai i gavaria magnai. Ma cosa che avesse drogai? Negasiga quei sfondrai dei infermieri de ospeai, cos'è rivai in mezzo in sonai co 4 flebo de tocai. Me i gavaria inculai, senza neanche a dire ai, dopo averli torturai sigando, basai, gerimo proprio rovinai. Per fortuna se passai do preti spretai, che pareva disperai, se mostai ciapai, remenai, voltai, bastonai, perdonai, battesai e riportai sul barcon che andava in Catai. Quanti guai ne spettava, dai e dai, che avevo gli occhi incatramai, fissi come dofanai, i senoci imbalsamai, i muscoli sciopai, i piedi come brusai. Sul barcon che partiva al palcatai, che c'era col ferai, che si chiama adesso o mai. Ma cosa che avesse indemoniai, ove se zastufai. Parti, che ho detto vai, ma non sta parte illusion col ferai, se mocciavai, altro che zonti rivai. Non ne resta senza dir né ai né bai, che tornar subito in Catai. Ma lei non è Marco Polo, vero? Lei non è Marco Polo. Ma come no? Davvero? Oggi sì, sì? ma devo andare via subito perché sono in ritardo e cosa ciapar e le medicine. Ah, ecco. Domani tocca a Napoleone. Mi credevo de fare una roba seria, ma qua vedo proprio che non è Marco Polo, capito? Abbiamo capito qua.
Ma noi adesso passiamo dall'alto medioevo e arriviamo subito al Rinascimento. Nel Rinascimento a Venezia nascono le compagnie della calza e qui c'è il grandissimo capitolo che cosa sono le compagnie della calza. Dura 7 ore e 40, per cui tirate fuori i panini, il termo con il caffè, prendete un tranquillante se vi sentite agitati, perché la storia delle compagnie di calza è lunghissima, ma io questa sera non ve la racconterò. Assolutamente no. Perché mi preme invece di introdurre un personaggio di cui ricorre quest'anno il 500° della nascita. A Venezia, come voi tutti sapete, la figura femminile è sempre stata sostenuta e apprezzata in maniera molto superiore a quelle di tante altre città del mondo. Le donne intellettuali sono sempre state una costante precisa della storia di Venezia, pur nei secoli in cui il maschilismo regnava sovrano. Una delle nostre glorie poetiche più grandi è stata per secoli, come dire, mal vista, perché scriveva d'amore e per esempio nell'Ottocento, che avevano una concezione estremamente bizzarra della poesia e della cultura, la tacciavano di essere stata una cortigiana perché scriveva poesie d'amore. E invece no. Questa sera non avremo qui appunto una cortigiana e nemmeno un'attrice, né una danzatrice, ma una poetessa d'eccezione e d'amore, Gaspara Stampa. Buonasera. Osservo, umilissimo. Di voi, signora Gaspara, hanno detto che siete stata una cortigiana. Sì, ero solo una giovane ragazza innamorata, troppo innamorata. Di un uomo solo, poi. L'ha amato tantissimo, vero? L'ho amato tantissimo. Amore, oh! Il conte Collalto di Collaltino, uomo d'arme, di guerra e di lettere. Bellissimo, dicevano, vero? Quanto l'ho amato, oh amore! Pensare che mi ha pure fatta morire. Davvero? Di mal di pancia. Han detto che mi sono avvelenata, ma era solo amore, ricambiato malissimo poi. E infatti non tutti gli amanti sanno amare nello stesso modo. Arsi, piansi, cantai, piango, ardo e canto, piangerò, arderò, canterò sempre, finché morte o fortuna, o tempo stempre, all'ingegno, occhi e cor, stil fuoco e pianto, la bellezza, il valor e il senno accanto. Che in vaghe sagge ed onorate tempre, amor, natura e studio, par che tempre nel volto, petto e cor del lume santo. Che quando viene e quando parte il sole, la notte e il giorno, ognor la state e il verno, tenebre, luce d'armi e tormisuole, tanto con l'occhio fuor, con l'occhio interno, agli atti suoi, ai modi, alle parole, splendor, dolcezza e grazia ivi discerno. Adesso, per fortuna, tutto questo è passato, è tempo di pensare ad altro. Ci vediamo dopo. Grazie, Gaspara Stampa. E dalla fine del Cinquecento Venezia scoprì che, terminati i pellegrinaggi in Terra Santa, era diventato conveniente ospitare nella città un altro tipo di turisti. Non più
diretti in Terra Santa per purificare l'anima, ma diretti direttamente a Venezia per sostenere lo spirito, ma soprattutto la carne. Quindi 10.000 cortigiane, sale da gioco, ridotti, casinò, alberghi, ristoranti, osterie. Un indotto turistico che farebbe invidia ai più grandi speculatori odierni di Airbnb e tutto quanto, ma condotto con uno spirito completamente diverso, uno spirito che metteva la città e la cultura veneziana sopra, come macchina e motore per l'interesse e il guadagno, non che lo prostituiva e lo svendeva. E con i secoli lo sfarzo delle feste in palazzo, delle feste pubbliche, delle elezioni dei dogi, il divertimento dei carnevali, le regate, divennero così famosi che da tutta Europa venivano nobili, borghesi ricchi, avventurieri a godere delle bellezze e della dolce vita veneziana durante il carnevale e fuori anche dal carnevale. Ma quello che spingeva e che sosteneva il Carnevale di Venezia era la costruzione di una cultura generale del Carnevale. Venezia divenne nel Settecento soprattutto una macchina industriale di spettacolo, teatri che davano un indotto generale ad artisti di tutti i tipi, una macchina editoriale che faceva sì che i libri si vendevano per la strada come oggi si vendono le magliette con le immagini poco succinte. Era una cultura generale. E per parlare di cultura nel Settecento abbiamo qui con noi questa sera Isabella Teotochi Albrizzi. Buonasera. Sì. Di salotti, che sono stati una cosa abbastanza particolare, inventati in Francia e sostenuti a Venezia. Alla prima metà dell'Ottocento, Giulio Leconte, uno scrittore francese che scrisse una fortunatissima guida turistica di Venezia per borghesi altolocati, che venne anche poi tradotta in italiano, con il titolo di Venezia a colpo d'occhio, parlò alcuni decenni dopo dei salotti veneziani e disse: a parlare con degnamente di questa spenta società dei salotti e delle conversazioni veneziane, nulla ci può tornare più vantaggioso quanto riunirla d'intorno ad una di quelle donne che l'hanno dominata e il nome della quale, per gli infiniti pregi di cui era adorna, lascerà traccia indelebile nella memoria di molti viaggiatori distinti. Noi vogliamo parlare della contessa Albrizzi, Isabella Teotochi, la cui scomparsa fu, come disse taluno, la perdita di un monumento a Venezia. Posso approfittare della sua presenza per fare una breve intervista, per sapere i segreti dei salotti veneziani del suo tempo? Sono abituata a tenere i salotti. Ma e qual è l'ingrediente segreto per tenere aperto e funzionante un salotto letterario di successo? L'ingrediente, uno. No, non ce n'è solo uno, ce ne sono moltissimi. Sicuramente bisogna avere molto garbo. Questo è il primo ingrediente. Sì. Cortesia. Non può mancare la seduzione. E poi si può aggiungere anche altro a seconda del proprio gusto. Io ad esempio non ho mai fatto mancare il solletico. Esattamente, il solletico. Solleticare l'amore
altrui, ma l'amor proprio altrui. Ah, l'amor proprio altrui, Esatto, soprattutto, sì. l'amor proprio delle persone che venivano ai miei salotti, che partecipavano. E questo è stato un ingrediente segreto vincente. Lei ha scritto anche un libro, vero? È stato proprio grazie a questo ingrediente segreto che io ho avuto successo. Ho scritto un libro che ha venduto come un bestseller oggi. Voi lo chiamereste così, bestseller. E l'avevo intitolato I ritratti. I ritratti di quelli che venivano in salotto. Certamente, appunto. i ritratti Ecco. proprio di chi partecipava ai miei salotti. E non serviva essere delle eccellenze per entrare nel mio libro, per essere appunto ritratti. Tutti potevano entrarci, belli, brutti, alti, bassi, magri, grassi, perché io riuscivo comunque a tirare fuori il meglio da ognuno. Riuscivo a far brillare all'interno di questo libro le migliori qualità di ognuno. E questo era chiaramente quello che loro volevano leggere. No, tutti diceva compra il libro, ti tocchi al brisi, che sono dentro un camino. Tutti lo volevano perché si sentivano protagonisti e quindi lo facevano girare, circolare, insomma un successo strepitoso grazie a questo ingrediente segreto. E senta, abbiamo parlato dei segreti, di come fare delle feste pubbliche con il doge Lorenzo Celsi, e volevamo parlare di maschere con Marco Polo, ma evidentemente non era il Marco Polo adatto, ce ne hanno mandato Ho sentito uno un po' di caos in Sì, effetti di là. È partito per il Catai comunque. Non c'è. Ma visto che siamo di tempo di carnevale, è un segreto per un salotto di carnevale? Che segreto sarebbe? C'è una ricetta segreta, qualcosa? Una ricetta culinaria? Penso di sì, diciamo. Beh, la risposta è molto facile. Una ce n'è che va bene sempre e comunque, o almeno ai miei tempi andava alla grande, poi non so se i gusti sono cambiati, ed è la frittola. Ah, ecco. La frittola, una ricetta semplicissima e felice. Semplice perché alla fine la frittola che cos'è? È un impasto, è pane, no? È Sì. fior di farina, lievito, poco dolcificata, semmai aromatizzata, non so, con anice o con grappa. Poi ci sono i pinoli, c'è l'uva passolina e però ci sono anche lì dei segreti, perché la frittola mica si può fare così, insomma, no, bisogna saperla fare la frittola, perché deve crescere, la pasta deve crescere, si deve gonfiare tantissimo e poi deve essere cotta in un olio dignitoso, sopraffino, perché alla fine deve risultare dorata, come il sole d'estate. Non è semplicissimo. Che meraviglia, mi viene già È molto meravigliosa la frittola. Viva la frittola! Ma senta, c'è una curiosità, un pettegolezzo salottiero proprio, che magari potrebbe toglierci se vuole, ecco, diciamo. Si racconta che Lord Byron, il grande titano della letteratura inglese, quando venne qui a Venezia, frequentò subito il suo salotto e partecipò per moltissimo tempo alle sue riunioni, ma poi, non sappiamo perché, se ne andò e preferì il salotto della Marina Querini Benzon, la famosissima biondina in gondoletta che tutti quanti ricordiamo. E può dirci perché, come mai, cosa accadde con quel focoso Cosa accadde? Byron? Un caratteraccio. Mi verrebbe da rispondere con mutevolezza d'animo. Ah sì? Sì, forse questa è la parola che mi viene per prima. Byron aveva proprio un caratteraccio, era volubile, mutevole. Credo che la ragione fosse proprio questa sua condizione psichica molto Poi si arrabbiava instabile. molto sempre. Sì. E, io l'ho anche descritto comunque. Sì. Proprio per questa per questo suo carattere insopportabile. Nei miei ritratti, se mi aiutate gentilmente, che tra l'altro ho portato perché volevo condividere con voi, posso leggere il ritratto che ho fatto di Byron. Vuole che le tenga il microfono? Sì, grazie. Allora lo cerco. Canova, Alfieri, sì. Infatti. Ugo. Alfieri. Chi è Ugo? Ugo Foscolo. Ah, Foscolo, sì. Ecco, Byron. Posso tenerlo? Grazie. La sua fisionomia
ti compariva tranquilla come l'onda in un bel mattino di primavera. Ma, come quella, ad un tratto mutavasi in tempestosa e terribile se una passione, che dico una passione, un pensiero, un detto, a commuovere veniva l'animo suo. Non avresti creduto possibile un cangiamento sì rapido, ma ti conveniva pur confessare che lo stato naturale dell'animo suo, quello era, della tempesta. Insomma, Byron era decisamente volubile, ma non credo fosse solo quello. No. No, c'era altro. Aia. Lui era, come dire, così irruente, focoso, era galante, non so se Un mi po' spiego. troppo galante anche. Molto galante. Insistente a volte. Sì, fastidioso. Ecco. E deve avere scambiato una mia freddezza verso alcune sue considerazioni, insomma, che possiamo immaginare, per una sorta di censura. Insomma, si è offeso. Forse Orgoglioso, il Gavarà orgoglioso. capio mal. Ha capito quello che ha voluto e infatti. insomma ha girato i tacchi e se n'è andato dalla biondina in Gondoetta. Un caratteraccio. In ogni caso, io Forse penso... perché gli uomini preferiscono le bionde? Esatto, io alla fine ho pensato che l'unica soluzione, insomma, la più valida, quella che vince su tutti è questa. Da sempre gli uomini preferiscono le bionde e peggio per loro. È peggio per loro. Grazie Isabella, Teotocchi Albrizzi. Grazie Giacomo. Grazie. Buon carnevale. Va bene. Siamo nel Settecento, stiamo quasi per concludere il nostro percorso. Ti speravi che fosse morto, vero? Hai capito? E se invece mai andare, gli acciappa il Covid e sarà morto un caiù. No! Sapevo che ti arrivavi. A me, Mica avevo paura. a me, e il Covid, ti sa cosa che mi fa? Un baffo! Ecco. Zorzi al viso e baffo. Non mi ero ancora presentato, scusate. Eccellenza lustrissima. Sono Zorzi al viso e baffo, il grande poeta che tanto nominò, e Amona è il Casso. Se può dire qua dentro all'Ateneo Stasera Veneto. sì, se carnevale. Se Carnevale. È il grande poeta che tanto nominò, e Amona è il Casso. E il Casso è Amona. No, Ti può forse... ripetere anche perché non era capito. Sì, no, forse è vero, però ti ha ragione. Forse che nominate più Amona, forse. Forse. Sì, credo 400 poesie su 1500. Forse di più Amona, per motivi che non saprei spiegare. Forse perché fin da piccini, quando andavo in spiaggia da Garbisa, cioè vedevo di quelle robe che non sapevo cosa che Nel fosse 700 e che mi impressionava naturalmente. Cioè perché qui la roba che hai donne, è una roba misteriosa, di incredibile, no? Le donne, la donna che è una roba tanto buona che tutti la voria, tutti la brama. E con tanti vari nomi la si chiama, Ma il più bello di tutti è Siti! E il più bello di tutti è Amona! Senti che ben sto nome in bocca sona. Al solo nominarla il cuor si infiamma. Questo fa che la donna tanto s'ama e che dell'uomo se fa parona. E la ragione. La ragione se la tiene si stretta e come una reliquia è ben coverta. Perché la è una cosa benedetta. E quei, perché così, quei sai, quei come io, quei che la vuol vedere descoverta, o che voglia toccarghe la sfeseta, bisogna che gli faccia la sua offerta. Cosa vuoi io mai? Mi chiama fuori tutti gli anni, sono morto da 200 anni, io rifà il festival di poesia erotica, Giorgio Baffo. Ma guarda che non sei stasera. Mi vuol che venga a parlare di poesie erotiche, eccetera. Sono morto 200 anni fa, però ero nato qua vicino, in Campo San Maurizio. Palazzo Bella Vita, è qui vicino a Cesa. Sì. Mica attaccare una lapide, per la verità, non di vederla, perché era scritta quel mona di francese, come si chiama? Guglielmo Apollinaire. Apollinaire. Sai cosa che ha scritto di me? Sì. Che qui ha vissuto, il grande poeta che cantò l'amore con la massima libertà e con grandiosità di linguaggio. Grandiosità, ti ha capito? Grandiosità di linguaggio. Grandiosità.
Mi sono nato agero di nobile famiglia. Nobile, anche se una nobiltà un pochetto poaretta, un po' decaduta, ma comunque sempre nobiltà. Patrizio. Già ero magistrato di mestiere, che è un mestiere difficile anche oggi. Magistrato nella Corte di Giustizia della Quarantia Criminale della Serenissima Repubblica. Già erano tutti reati di imbriaghi, ma comunque non erano reati importantissimi. Questo già era la mia professione reale, già ero nobile e magistrato, cosa ti vuol di più della vita? E già ero anche temuto, rispettato severissimo nel mio lavoro, ero molto serio, importante. E già ero anche cattivo, già ero il terrore dei potenti e il difensore dei poeretti, pensa. Pensati. Tu sai che mi chiamava il Di Pietro del Settecento? Addirittura. Sì, sul serio. Anche se per motivi che non posso dirvi qua, mi piaceva... Sì, grazie, potete tornare anche a domani, grazie, per piacere. Anche se per motivi che qua non posso stare a dirvi, mi piaceva di più un altro giudice. Sì. Mi andavo matto per il giudice Casson, se tanto me da tanto. Se il nome, no, il nome. nome è meglio. Ma questo già era di giorno. E a sera, quando che mi andavo a passeggio nella mia città e vedevo questi tramonti meravigliosi, col sol che caeva, una baia di fuoco di Rio, accesa del Redentore nel canale di Giudecca, se andava a fodare nell'acqua, cioè già era tramonti che pareva dipinti del Canaito che non era ancora imbriaco. Mico vedevo queste meraviglie della natura, mi si verseva il cuore. E già era ora che andavo in giro, nella notte per le osterie, che ne erano tantissime, più di adesso, e andavo a leggere le mie poesie che toglieva in giro i visti sconti della gente. Già era per divertirmi, gassavo dei foglietti, io dopo leggeva, li portava a casa, li rideva, eccetera. E questa già era la mia attività, che purtroppo non capivo tutti quanti, perché mi diceva porco, schifoso, vergognati, impestà, satana, ti finirà male, te ciappa i diavoli, te porta via. E anche a mia moglie una volta mi ha bruciato tutte le poesie, approfittando che già era mai in ospedale, se torna a casa non che già era più, che aveva nascosto un'altra coppia su un cassetto. E mega per 200 anni e mega scanciata storia e cultura della mia città come se fosse una roba brutta. Sono stato il più grande poeta erotico del mondo che ha scritto quel cazzo, e quel mio amico francese. Per cui i mega scanciati già era una roba brutta che voleva 200 anni dopo un uomo grande, un veneziano naturalmente. Ti ho citato te prima, signora, sì. Quell'uomo è Paolo Zancopelli di Compagnia di Accalzi. Io mi tira fuori dall'oblio e ha fatto un festival col mio nome e magari dà il posto che mi aspetta nella cultura e nella storia di questa città. Perché in fondo, se pensi bene, le mie poesie ti trovi da qualche parte i miei libri. Nei miei libri non si critiche né offese alle persone, non si parla di Dio né dei re, non si parla né di Berlusconi, di Salvini, di Ameloni, neanche di Brugnaro. E che si parla solo di robe belle, allegre, buone, cose deliziosissime. Cioè si parla di bocche, tette, cui, cassi e more. E con Giorgio Baffo, il sulfureo demoniaco Giorgio Baffo, si conclude questa prima parte del nostro lungo, brevissimo e incredibile viaggio nel Carnevale di Venezia. Per i secoli successivi, magari l'anno prossimo, ci sono sorprese incredibili anche lì, fino ad arrivare ai giorni nostri. Giorgio Baffo, come voi molti sapete, fu mio zio da parte di mamma, però, per dei motivi che non stavo a spiegarvi qua. E a Farussi già era così, mi dispiace dirlo, ma che già era mia mamma, ma avrò imparato qualcosa, no? Concludiamo, visto che siamo in chiusura di Carnevale, in chiusura di conferenza, con un pezzettino baffesco. Se fenido Carneval, che giornata che è questa, tutti sente qualche mal, chi in te il cul, chi in te la testa, tutte quante le contrade se deserte, abbandonae, non s'averse che le cese, non se sente che campane. Oh, che strana mutazione da sera e mattina, par che sia venu un Sion, che manda tutto in rovina. Se finie tutte le feste, non è più quell'allegria, par che sia venu la peste, che abbia tutto porta via, non che se più suoni né canti, i teatri se serai, ballerine e commedianti, se marmotte e ventai, par che un mago sia venu, che abbia tutto robaltà e voltà col culo in su, tutta quanta è a città. Grazie. Signore e signori, la compagnia de Calza agli Antichi ha avuto il piacere e l'onore
in queste stanze di raccontarvi in maniera seria e semiseria la storia del Carnevale di Venezia con Roberto Bianchin. Luca Bagnoli. Numa Ecos. Federica Zagatti Wolf Ferrari. Direttore di scena nascosto lì di dietro, Isidoro Prati. E soprattutto il priore della compagnia di calzai antichi, l'incredibile Luca Colferai. Bene, grazie. Non so se l'Ateneo Veneto l'anno prossimo avrà il coraggio di averci ancora qua, ma noi siamo sempre pronti. Grazie, grazie, grazie.